È scappata per ben 2 volte nell'arco di 2 giorni dalla sua famiglia per avere una vita normale come tutte le ragazzine della sua età. Protagonista dell'episodio, una 14enne figlia di giostrai, la piccola sarebbe stanca di non poter invitare le compagne di scuola nella roulotte in cui vive e si vergognerebbe della sua condizione e di questo stile di vita. La prima sparizione mercoledì pomeriggio, la 14enne dice ai genitori di raggiungere un'amica per fare i compiti, ma poi di lei si perdono le tracce. In serata mamma e papà denunciano la scomparsa ai carabinieri che la rintracciano il mattino dopo, giovedì, a casa di una compagna di classe. La studentessa, una volta riconsegnata al padre, si ribella ancora una volta, litiga furiosamente con il genitore ed urlando furiosamente, rincorsa per strada dall'uomo, dà vita ad un equivoco. Un passante, credendo che la piccola fosse aggredita, interviene e blocca il padre, così facendo la 14enne ha di nuovo via libera e riesce a dileguarsi. Come nella prima fuga, la ragazzina è stata tradita dal segnale del suo telefono cellulare, semplice per i militari rintracciarla e riportarla a casa. Del caso, ora, di questa 14enne si occuperanno i servizi sociali. Si tratta di una giovane 14enne che nel giro di circa un giorno e mezzo è scappata di casa 2 volte e in entrambe le occasioni i carabinieri della stazione di Treviso sono riusciti a rintracciarla.